Dalla protesta dura e legittima alla proposta, lezioni magistrali nella sala degli affreschi del municipio di Borgo Valbelluna hanno scandagliato quanto accaduto nel settore dell'elettrodomestico negli ultimi 30 anni, partendo dal caso di scuola di ACC. L'iniziativa di Fiemme e CGIL di Belluno ha prodotto un'analisi puntuale sulle possibilità offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nel mondo post-pandemico e post-globalizzato, che ha cambiato tutti i paradigmi dell'organizzazione industriale, da impresa e proprietà e impresa bene comune, un cambiamento profondissimo, soprattutto nel nostro Veneto. Un nuovo articolo del Codice Civile prevede che l'impresa debba essere finalizzata ad evitare le proprie crisi e, una volta che queste si manifestino, a governarle positivamente. L'azienda così, per la norma, non è più un bene disponibile, ma una ricchezza che deve essere funzionale alla sua utilità sociale. Servono scelte chiare in materia di politica industriale. Il PNRR con i suoi 200 miliardi di investimenti può essere occasione importante non per finanziamenti a pioggia, ma per rafforzare produzione e livelli occupazionali. Si tratta di costruire ovviamente una cornice in termini di programmazione e di pianificazione, con l'individuazione dei settori industriali in cui si vuole intervenire, con l'individuazione degli strumenti pubblici, quindi di supporto, e ovviamente degli strumenti di controllo e monitoraggio che possono essere in parte pubblici e in parte anche riconosciuti alle organizzazioni dei lavoratori. Il caso ACC è l'esempio di un nuovo modello di governo, di un nuovo protagonismo delle istituzioni e delle parti sociali, nella forma e nella sostanza, ha affermato l'assessore regionale Elena Donazzan. Oggi le politiche industriali alle volte vedono un assente di lusso che è il mondo industriale ed un assente formale, anche se formalmente presente, che sono le politiche nazionali. E l'articolo 37 ne è un esempio, è stato un annuncio, un lungo travaglio e poi pare ridursi tutto solo una questione di soldi. Oggi abbiamo un elemento in più e speriamo che l'articolo 37, anche attraverso la partecipazione della Regione Veneto, possa consentire ad ACC, dentro una situazione di gara, una condizione più favorevole, e che quindi ci possa essere una soluzione positiva. Oggi siamo un po' più ottimisti di ieri. Una pagina nuova che il sindaco Stefano Cesa auspica per il proprio territorio. Progetti diversi che possano rilanciare il nostro territorio e che possano dare dignità a quello che è sempre stato un settore trainante come il settore dell'industria, il settore della manifatturiera, in questo caso legato al compressore, legato al tema del freddo, ma in qualche modo legato comunque ai prodotti della casa.